Consiglio metropolitano ha approvato all'unanimità la volontà di monitorare lo stato d'attuazione dei piani delle acque comunali. Spesso e volentieri la politica si accorge delle difficoltà, della siccità quando è giugno, per poi a settembre, una volta che ci sono le prime piogge, un po' accantonare il problema. È un problema invece strutturale, il cambiamento climatico è un problema vero che va posto al centro dell'attenzione, insomma, con investimenti. È da qui che è la discussione di questi giorni, perché in questi giorni è stato registrato un aumento di quelle che sono le tariffe idriche di circa il 14% a valere dal 2022 al 2023 e rimangono comunque tuttavia delle tariffe molto basse rispetto al panorama veneto, quindi il tema non è in sé soltanto l'aumento tariffario, è che l'aumento tariffario comporta è legato a un piano investimenti. Proprio in questa direzione la richiesta del PD è che si convochi velocemente una commissione in comune a Venezia, che rappresenta il 33% dell'assemblea di bacino, magari congiuntamente con città metropolitana, consiglio di bacino e l'ente gestore. Servono scelte di lungo periodo, strategiche, per capire come il problema viene affrontato. Ripeto, il cambiamento climatico non è più un modo, non è oggi soltanto, non è quest'estate sarà, non c'è più l'occasione, l'eccezione, è ormai diventata strutturale questa situazione. Come scelta strutturale va posta. Anche la politica deve cambiare, l'urbanistica, il modo di fare commercio, il modo di fare economia e soprattutto il modo di utilizzare i nostri terreni deve avere una visione diversa. È per questo che chiediamo il confronto subito.